siamo in una fase di transizione un po' lunga, in effetti nel 1992 si è cominciato un cambiamento profondo del sistema politico italiano che però non è ancora arrivato ad una conclusione, insomma ad un assetto stabile. La Repubblica è sempre una, non ci sono prima, seconda, terza, quarta Repubblica, siamo sempre all'interno della storia repubblicana, siamo però appunto in un sistema partitico che deve ancora trovare un equilibrio stabile e consolidato. Una cosa interessante per tutti quelli che hanno partecipato sotto il profilo sia sociale, parlando della comunità, quindi del cittadino e di tutti i problemi che ci sono e che abbiamo quotidianamente, ma anche di quello che può essere una riflessione che parte da lontano, dalla storia, dalla cultura, attraversando la politica del nostro paese e anche qualche discussione a livello internazionale di quelli che sono gli elementi fondamentali delle democrazie e dei pregi e dei difetti che possono avere, ma non c'è migliore strumento per avere la massima libertà. In questa nuova edizione integralmente aggiornata si occupa di indagare quelle che sono le basi sociali e culturali della democrazia in Italia. Lo fa ricostruendo l'arco storico dell'intera esperienza dell'Italia repubblicana, ma anche guardando gli antecedenti istituzionali più importanti nella storia precedente. E lo fa anche facendo riferimento in particolare a due società locali considerate tipiche di un certo modo di intendere la politica in Italia, come il Veneto e la Toscana. Ovviamente è tutto condito da quella che è la burocrazia, che in Italia, lo sappiamo benissimo, le difficoltà, la giustizia e una serie di altre questioni che devono essere affrontate dai governi, quelli in carica, quelli che ci hanno preceduto e da quelli che verranno, sotto il profilo delle riforme, che sono le cose principali, le riforme per un paese, anche per i rapporti che abbiamo con l'Europa. L'Italia si colloca in un contesto che non è in questo momento favorevole all'espansione della democrazia. Assieme a questo report c'è anche il Democracy Report, che invece viene fatto da un istituto che ha sede in Svezia, l'Istituto Mondiale,